Buonasera dal TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Dopo quelle sull'omicidio dell'ex presidente della regione Piersanti Mattarella, la Procura di Palermo riapre anche le indagini sull'agguato costato la vita all'ex segretario provinciale della DC Michele Reina, assassinato il 9 marzo del 1979. Sanità siciliana sempre a rilento, oltre 200.000 prestazioni prenotate mai eseguite. Domani vertice in assessorato regionale, domenica protesta dei 5 Stelle in piazza a Palermo. Catania, servono militari contro i criminali. Il sindaco Trantino incontra la premier Meloni e chiede l'intervento dell'esercito. Nostra mini inchiesta sulle reazioni dei catanesi. Dilaga e preoccupa la violenza a Palermo. Un rider iracheno di 32 anni rapinato e picchiato da una banda in via Macheda, in centro storico. E allo Zen, dietro roghi e minacci, ci sarebbe lo scontro per accaparrarsi una grossa somma di denaro. Verso l'archiviazione per suicidio il caso della morte dell'architetto Onorato, trovato senza vita nel maggio scorso con una fascetta al collo, ma la famiglia continua a non credere all'ipotesi del gesto disperato. Michael Douglas, star indiscussa di Hollywood, apre il Taormina Film Fest. La perla dello Ionio si trasforma in un palcoscenico internazionale. E poi il calcio, per Pippo Inzaghi al Palermo è solo questione di tempo. Il nodo da sciogliere è la risoluzione del contratto con il Pisa. Atteso domani a Catania il presidente Pelligra per definire le strategie in vista della prossima stagione. Ben trovati. Dopo quelle sull'omicidio di Piersanti Mattarella, la Procura riapre le indagini sull'omicidio di Michele Reina, l'allora segretario della DC di Palermo. La DIA ha acquisito foto e video del luogo dell'agguato. Lorena Dolci. La sera del 9 marzo del 79 Michele Reina, da 3 anni segretario delle DC di Palermo, sale in auto con la moglie e una coppia di amici, quando alcuni sicari si avvicinano e gli sparano 3 colpi di calibro 38. Il comando fugge poi su un'auto rubata e l'omicidio viene rivendicato da Prima Linea, uno dei gruppi armati del terrorismo rosso, che poi smentisce. Nell'84 Buscetta si pente e rivela: anche l'onorevole Reina è stato ucciso su mandato di Totò Riina. Per il delitto sono stati condannati i componenti della cupola mafiosa, da Provenzano a Bernardo Brusca. Gli esecutori materiali non sono però mai stati trovati. A distanza di 46 anni da quel delitto, la Procura di Palermo ha riaperto le indagini. La DIA sta acquisendo le foto e i video girati sul luogo dell'agguato. La morte di Reina fu solo l'inizio di una lunga serie di omicidi attribuiti a Cosa Nostra, come quelli di Piersanti Mattarella e del segretario regionale del PC Pio La Torre. Una lunga scia di sangue su cui non è stata fatta ancora piena luce. Michele Reina fu uno dei principali sostenitori dell'apertura del partito alla sinistra. Non è stato solo un delitto mafioso, questo è ovvio, diceva un anno fa la moglie Marina Pipitone, scampata all'agguato. Mio marito è stato il primo dimenticato tra le vittime della mafia. Sanità siciliana ancora a rilento, oltre 200.000 prestazioni prenotate mai eseguite. Domani vertice in assessorato regionale. Domenica protesta dei 5 Stelle in piazza a Palermo con Conte. Luca Ciliberti. Sanità siciliana di nuovo in allarme, ci sarebbero circa 200.000 prestazioni da espletare, liste d'attesa che si allungano nuovamente, ricoveri ed esami prenotati e non ancora eseguiti che mandano in tilt la macchina e che domani saranno oggetto di un vertice in assessorato alla sanità, come confermano da Piazza Zino a Palermo. Sembra che alcune strutture territoriali, dopo un'accelerazione avvenuta nel 2013, abbiano abbassato la soglia di attenzione. Sulla questione delle liste d'attesa si era interessato personalmente il presidente Renato Schifani, che oltre a reperire risorse ha sollecitato un monitoraggio dei vertici delle ASP, i cui manager hanno per contratto di mettere in atto soluzioni per velocizzare lo smaltimento delle prestazioni da espletare. Noi chiediamo una cosa chiara ai manager dell'ASP. Hanno firmato un contratto dove promettevano e si impegnavano per abbattere le liste d'attesa sulla sanità. Tutto questo ad oggi non è stato fatto. Allora chiediamo le dimissioni e che il presidente Schifani intervenga sui manager dell'ASP. Sul tema delle liste d'attesa è intervenuto il Movimento 5 Stelle all'Ars, richiamando una legge del 1998 mai applicata. In sostanza, quando il servizio pubblico non è in grado di garantire la tempistica indicata nella prescrizione, il cittadino ha
la possibilità di fare gratuitamente visite ed esami nel pubblico in regime intramurario o nel privato pagando solo il ticket, e nemmeno quello se il richiedente è esente. Tutto sarebbe a carico della regione, che dovrebbe rimborsare ai cittadini le somme eventualmente anticipate. La procedura di rimborso però risulterebbe particolarmente farraginosa, perché i CUP, quindi le strutture pubbliche, dovrebbero rilasciare un'attestazione formale dell'impossibilità di prenotazione. Il governo regionale ci ha risposto che questa legge è di difficile applicazione. Nulla è difficile se c'è la volontà politica. Sulla sanità il Movimento 5 Stelle scenderà in piazza domenica prossima a Palermo. Parteciperà alla manifestazione anche il presidente Giuseppe Conte. Catania, servono militari contro i criminali. Il sindaco trantino incontra la premier Meloni e chiede l'intervento dell'esercito. Presentato il dossier Catania, le proposte ora sul tavolo del governo nazionale. Tonino De Mana. Il dossier Catania è ora sul tavolo del premier Meloni, con la missione romana del sindaco trantino, che ha consegnato una corposa documentazione su sicurezza, decoro ed infrastrutture. Servono militari contro i criminali, ha sottolineato il sindaco, che ai nostri microfoni precisa: sul tema in particolare della sicurezza, una delle risposte che noi potremmo ricevere è attraverso i militari, che siccome potrebbe anche sembrare in controtendenza rispetto a quello che io a volte ho affermato, non mi parlate più di militari, i militari non hanno un potere di intervento, ma certamente, ho compreso, aumentano la percezione di sicurezza dei cittadini. La presenza dell'esercito sulle strade è più che altro un deterrente. Loro non possono esercitare controlli, ma già il fatto stesso che comunque girino per le strade del centro ha una forte efficacia dissuasiva. Più uomini nelle aree a rischio equivalgono a più controlli, ma servono un'azione decisa ed iniziative concrete, specie contro i parcheggiatori abusivi. Abbiamo immaginato la possibilità di revocare o sospendere il reddito di inclusione a chi esercita l'attività di parcheggiatore abusivo. Ho anche proposto un inasprimento delle sanzioni per i parcheggiatori abusivi, che fino adesso sono puniti dal codice della strada con una sanzione amministrativa. Capitolo rifiuti, un'emergenza nell'emergenza che va affrontata cercando di aggirare alcune norme. Io ho chiesto quantomeno il fermo amministrativo, se non addirittura il sequestro dei mezzi che vengono utilizzati per l'abbandono dei rifiuti, anche in questo caso la sospensione del reddito di inclusione, considerando che molti sono coloro i quali non possono pagare e quindi la sanzione non avrebbe alcuna efficacia deterrente. Il resto lo dovranno fare i cittadini attraverso comportamenti civili e responsabili. E basterà l'esercito? Ha fatto bene il sindaco trantino a chiederlo. Abbiamo girato la domanda ai catanesi, ecco gli umori raccolti da Tonino De Mana. Il sindaco trantino ha detto serve l'esercito per garantire più sicurezza a Catania. Cosa ne pensi? Se lui è cosciente che ha bisogno di esercito, vuol dire ci saranno buoni motivi. Catania è una città sicura? A volte sì, a volte no, dipende dalla... C'è una percezione di sicurezza con la presenza dell'esercito oppure no? Può essere un deterrente. Sì, io sono d'accordo, anche perché ci sono vie del centro che sono proprio, c'è ubriachi e anche drogati. Le militari contro i criminali, bene per la sicurezza, no? Qui in Italia, io credo. Basterà l'esercito? Non lo so questo, no, non le so rispondere. Penso che con i controlli qualcosa si ottiene. Gli uomini ci sono e sono anche tanti. Ultimamente hanno avuto un ingresso di poliziotti numeroso, quindi basterebbero dei controlli maggiori. Sono d'accordissimo. Ma non solo questo, c'è molto di più nascosto, per esempio pesca. Non ho capito. C'è chi entra e possono fare tutto quello che vogliono. Io penso che l'esercito non basterà, ci vogliono altri obiettivi. Non sono di Catania, ma penso che l'esercito serve su tutto il territorio nazionale, non soltanto a Catania. Basterà l'esercito? Speriamo. E giorno dopo giorno la violenza dilaga anche a Palermo. Un rider iracheno di 32 anni è stato rapinato e picchiato da una banda in via Machieda, in pieno centro. E allo Zen, dietro roghi e minacce, ci sarebbe lo scontro per accaparrarsi una grossa somma di denaro. Marco Gullà.
Ancora violenza, ancora pestaggi nel centro storico di Palermo. Un rider di 32 anni d'origine irachena è stato pestato a sangue da una banda di oltre 10 giovani per sottrargli la bicicletta e le mance delle consegne a domicilio. L'uomo è stato colpito a pugni e calci in via Macheda, nei pressi di piazza Bellini, rimanendo ferito sull'asfalto. Un attimo prima di essere aggredito aveva soccorso un suo connazionale che a sua volta era stato coinvolto in una rissa tra extracomunitari. Sembra che la banda sia la stessa che commette atti vandalici e scippi sull'isola pedonale di via Macheda. Un episodio che si aggiunge al rosario di violenza che ormai ha travolto il cuore di Palermo, ma la violenza dilaga anche in altre zone del capoluogo, come allo Zen. Dietro roghi, risse e sparatorie degli ultimi 2 mesi ci sarebbe una richiesta economica che si aggirerebbe intorno ai 200.000 euro. La faida si starebbe consumando tra 2 famiglie che sarebbero legate, una al business dello smercio degli stupefacenti, l'altra alla gestione dei locali, richiesta di tanti soldi che però sarebbe stata respinta e il rifiuto avrebbe inasprito sempre più gli animi già tesi per via di una rissa sfociata in accoltellamento. Una violenza che qualche giorno fa ha portato anche al tentato omicidio di un uomo sfuggito all'incendio di una baracca dove viveva. E a proposito di violenza c'è una notizia: al culmine di una lite ha colpito alla gola con un coltello, ferendola lievemente. Una sedicenne nella sua abitazione di Marina di Ragusa è l'accusa contestata dalla polizia a un 20enne che è stato arrestato appunto per tentato omicidio. Palermo va verso l'archiviazione il caso della morte dell'architetto Onorato nel maggio scorso, ma la famiglia continua a non credere all'ipotesi del suicidio. Lorena Dolci. Sulla fascetta elettrica usata per strangolarsi ci sono solo le sue impronte. In auto era tutto in ordine, lo specchietto retrovisore a posto, gli occhiali nel taschino della camicia. Impossibile che qualcuno da dietro lo abbia strangolato. Il responso della polizia scientifica non lascia dubbi. L'architetto Angelo Onorato si è suicidato scegliendo quella modalità atroce, quel posto alla vecchia circonvallazione di Palermo, quel giorno, il 25 maggio dell'anno scorso. Il caso va verso l'archiviazione, ma manca un perché. È per questo che la famiglia continua a non credere alla tesi del suicidio. La moglie, l'ex europarlamentare e vicepresidente della DC, Francesca Donato, non si rassegna e si prepara a chiedere nuovi accertamenti. Cosa gli sia successo veramente resta ancora avvolto nel mistero, dice, ma tutto fa pensare ad un omicidio. Il giallo si nasconde nei dettagli. Le impronte fuori dall'auto, un'altra fascetta abbandonata, ma le telecamere prima e dopo il luogo della morte non inquadrano nessuno, anzi ci dicono che quel giorno Angelo Onorato arriva da solo. Una prima volta rimane fermo qualche minuto, poi riparte, torna, infine mette in atto il gesto. Dal cellulare, dal computer, dalle sue agende non è emerso nulla che possa spiegare un gesto così disperato. C'è solo una lettera che l'architetto Onorato aveva dato ad un amico dicendogli: se succede qualcosa consegnala a mia moglie. In un passaggio scriveva: c'è gente che mi vuole male. Ma i termini per le indagini sono agli sgoccioli e il magistrato sta per depositare la richiesta di archiviazione per l'ipotesi di istigazione al suicidio. Il divo di Hollywood Michael Douglas apre il Taormina Film Fest tra omaggi al grande cinema e una città trasformata in palcoscenico internazionale. Eva Spampinato. Michael, please. When I got the invitation to come back to Taormina, quando sono stato invitato a tornare a Taormina, dopo 21 anni ero molto emozionato, perché era sempre bellissimo. Taormina è magica e la serie White Lotus gli ha dato una spinta enorme. Una leggenda di Hollywood, attore cult e produttore, vincitore di 2 premi Oscar e 3 più grandi protagonisti della scena cinematografica americana. Michael Douglas arriva a Taormina accolto da un muro di telecamere e telefonini, anche lui affascinato dall'immagine della serie White Lotus. Ma lui al momento non pensa a nuovi film e ironizza. No, I don't. Al momento mi sto godendo la pensione. Intanto Taormina gli rende omaggio con un premio all'eccellenza dei traguardi raggiunti e con un incontro che va oltre il cinema. È un dialogo tra un'icona e un luogo iconico per natura, una riflessione sul mestiere dell'attore che Douglas racconta con l'intelligenza e la sobrietà di chi ha attraversato 50 anni di cinema senza mai perdere misura. E stasera si accendono le luci del Teatro Antico per la 71esima edizione di un festival che rinnova la sua
vocazione ad essere ponte tra il grande cinema e il pubblico. E il corso di Taormina in questi giorni non sarà solo una passerella, ma un grande teatro a cielo aperto dove tantissime star internazionali si racconteranno. A Catania, nel quartiere di Librino, gli orti urbani vandalizzati e incendiati. C'è anche un paradosso, manca l'acqua da tempo. Gli ortolani che curano i piccoli fazzoletti di terra denunciano. Abbiamo chiesto interventi al comune, ma siamo stati abbandonati. Giusy Lazzara. Qui è tutto bruciato, che impressione le fa? Io già l'ho guardato dal balcone, mi faceva un'impressione, tuo fuoco che non finiva mai. È una cosa terribile. Abbiamo chiamato i pompieri purtroppo non possono entrare qua e non sapevano cosa fare, dove entrare. Purtroppo è preso tutto quanto a fuoco e siamo qua. Sono stati il primo a arrivare qua e non sapendo cosa fare, con il rischio di bruciarmi. Ero io e mio figlio. Io penso che sicuramente è stato doloso. Le fiamme hanno distrutto tutto, piante, alberi e fiori, coltivati, curati e fatti crescere dai 72 ortolani che nel quartiere di Librino a Catania da anni hanno realizzato questa oasi di pace. Da tempo però si combatte con gli atti di vandalismo la mancanza d'acqua. Siamo in quest'orto delle donne, ma vedo qui bidoni, perché? Noi abbiamo una città, cioè non è che possiamo sempre tirare l'acqua da casa nostra fino a qua sopra, arriviamo avveliti. Chiedevo al sindaco, al prefetto, che l'anno scorso in agosto abbiamo montato una PEC e non ci avete neanche risposto. Noi siamo buoni, siamo bravi, ma attenzione, riusciremo a fare un po' di casino. E dire che il bando di democrazia partecipata voluta dal Comune di Catania per riqualificare l'area era stato vinto dal quartiere di Librino proprio per rendere più belli gli orti urbani. La priorità è la manutenzione innanzitutto, come in tutto il quartiere, ma soprattutto qui. Dopo 2 anni sono venuti una mezz'oretta, hanno fatto questo sbancamento così, non si capisce perché. Nel frattempo questi anziani ortolani se ne vanno sotto il sole con i loro bidoni d'acqua. Ad Agrigento cresce la tensione del sistema di accoglienza per minori stranieri non accompagnati. Questa mattina i gestori di queste strutture hanno protestato davanti alla prefettura per denunciare i ritardi nei pagamenti e l'assenza di risposte delle istituzioni. Davide Sardo. Senza soldi, senza risposte e con minori da assistere. Esplode la protesta dei centri di accoglienza per minori stranieri non accompagnati. Sit-in ad Agrigento davanti alla prefettura con i gestori esasperati da ritardi che superano i 9 mesi nei pagamenti da parte degli enti pubblici. Si devono assumere le responsabilità le istituzioni, ci devono venire incontro perché così non si può continuare, è veramente una vergogna, siamo abbandonati da tutti. I manifestanti parlano di un sistema ormai al collasso, strutture autorizzate ma ferme, stop alle nuove assegnazioni, nessuna chiarezza sulla gestione dei neomaggiorenni che restano in carico senza tutele né fondi. La situazione è molto critica, si vede da 10 mesi, 1 anno che ci sono molte persone che io fa partire le persone, io ho moglie e figlia a casa, a badare, non ho ricevuto nemmeno un centesimo da 10 mesi, la situazione è molto critica e loro devono pensare a quelli che indipendenti, quelli che lavorano, hanno bisogno di stipendio per poter camminare, per poter andare avanti. Al centro della protesta non solo questioni economiche, ma il futuro di centinaia di ragazzi. I gestori chiedono risposte urgenti, altrimenti promettono nuove mobilitazioni. E adesso una pausa, tra poco lo sport. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio, il Palermo e Pippo Inzaghi, un matrimonio che sta da fare ma che ha bisogno di qualche giorno ancora per essere celebrato. A Catania attesa per l'arrivo di Pelligra. Marco Gullà. Questione di tempo, nessuna frenata. Il Palermo, Pippo Inzaghi e il Pisa. Continua il tira e molla per liberare l'allenatore che ha già detto sì alla proposta del club rosanero, ma che prima però deve risolvere il contratto con il Pisa. A sua volta, dopo il no di Vignato al trasferimento in Sicilia, il club nerazzurro per lasciare andare Super Pippo vorrebbe un indennizzo economico. Il Palermo non si tirerà indietro e pur di avere Inzaghi pagherà il Pisa, che quindi poi darà l'ok per liberare il suo allenatore, che avrebbe altri 2 anni di contratto. Insomma, nessun intoppo irreversibile, alla fine il matrimonio si farà.
Catania questa settimana è atteso in città il presidente rosazzurro Rosario Pelligra, il quale dovrebbe arrivare in compagnia di David Tucker, membro del CDA rossazzurro. Pelligra darà indicazioni sul programma da seguire per la campagna acquisti. 6 o 7 giocatori dovrebbero rappresentare l'ossatura nuova dell'organico che non sarà rivoluzionato. Su Torre del Grifo, Pelligra attende la data dell'asta pubblica a rialzo per comprendere se i 4 milioni e 50 mila euro possono bastare per aggiudicarsi la struttura o se ci saranno altri competitor che potranno intervenire soltanto nell'arco dei 30 giorni a partire dallo start stabilito dal Tribunale Etneo. Trapani, dopo alcune settimane complicate, il club granata prova a lasciarsi alle spalle le incertezze e si proietta verso la nuova stagione, la seconda dell'era Antonini in Serie C. Il club granata ha infatti completato l'iter per l'iscrizione al prossimo campionato, superando non poche difficoltà legate alla vicenda dei presunti crediti d'imposta fittizi che ha portato alla penalizzazione di 8 punti da scontare nel torneo in arrivo. La linea difensiva resta chiara, il Trapani si considera parte lesa e intende dimostrare la propria buona fede. A Messina in tribunale oggi la prima udienza per il fallimento della CR. La difesa della famiglia Sciotto ha chiesto l'avvio di uno strumento per il salvataggio in extremis. Francesco Triolo. È iniziata questa mattina la partita della liquidazione giudiziaria della CR Messina. Nella prima udienza per il fallimento del club, i legali della famiglia Sciotto, gli avvocati Giampiero Picciolo e Giuseppe Cicceri, hanno presentato al giudice Daniele Madia la richiesta per quello che tecnicamente si chiama strumento di regolazione della crisi. Ha contestato ovviamente integralmente l'istanza di liquidazione avanzata dalla Procura, producendo una serie di documentazioni relative all'attuale situazione della società e ha chiesto al Tribunale di valutare questa richiesta. Il Tribunale il giudice si è riservato di riferire al collegio e nei prossimi giorni avremo una risposta da parte del Tribunale. Si tratta di un'istanza generica alla quale verrà dato contenuto in seguito e che nella pratica potrebbe essere un concordato in bianco. Nel corso dell'udienza, dove per la Procura che ha presentato istanza di fallimento c'era il sostituto Fabrizio Monaco, è stato presentato inoltre l'elenco dei creditori sino ad oggi. Il giudice adesso riferirà al collegio e una decisione potrebbe arrivare entro la fine della settimana e c'è da capire quale sarà il futuro della società anche sul campo. Nell'istanza abbiamo fatto riferimento ad una possibile continuità con il passato. Insomma, il club potrebbe continuare la sua attività iscrivendosi alla Serie D con almeno 14 punti di penalizzazione, una situazione che complicherebbe le altre ipotesi di rinascita del calcio messinese che si stanno valutando in questi giorni. E adesso una pausa, adesso tra poco altri aggiornamenti. Per questa edizione nessun altro aggiornamento, grazie per averci seguito e buona serata.